comodità critica tendiamo a distinguere due macrofasi nella vita di Grazia Deledda. Una la chiamiamo il periodo nuorese. Il periodo nuorese va dal 1888, cioè dalla data d'esordio di Deledda diciassettenne, sino al 1900 tondo, che è l'anno nel quale Grazia Deledda arriva a Cagliari, è invitata dalla direttrice della rivista Donna Sarda, e attraverso all'interno dell'ambiente nel quale è invitata conosce quello che diventerà suo marito. Dal 1900, il 1900 è la data discrimine che separa il periodo nuorese degli esordi dal periodo romano, che le consentirà finalmente di entrare in contatto di persona con le personalità più importanti della cultura del tempo. Proprio il fatto di vivere a Roma era determinante. Le lettere potevano cementare rapporti? Certamente, in tutta la prima fase Grazia Deledda è attraverso la scrittura epistolare che intrattiene e cementifica i suoi rapporti, ma la vita in una grande città come Roma, lo possiamo intuire anche oggi, costituisce una potenzialità diverse, possibilità diverse nella creazione di reti di relazioni. Anche oggi chi vuole fare certi tipi di lavoro deve trasferirsi a Milano, deve trasferirsi a Roma o a Londra o a Parigi, a seconda del posto. Roma era il luogo più interessante. Va tenuto presente in tutto ciò che Grazia Deledda non uscì mai da Nuoro, non vide Cagliari prima del 1900, quindi davvero i suoi orizzonti di esperienza di viaggio, di conoscenza, di incontro erano piuttosto limitati fino al 1900, e la giovane scrittrice sempre aveva sperato di vivere in una città vera, non in una cittadina con le dinamiche che aveva la Nuoro del suo tempo.